alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie a Radio Libertà, che consente appunto alla nostra associazione di volontariato, uffici rapporti sociali, di essere a disposizione dei cittadini per qualunque tipo di problema riguardi la salute, la pensione, il lavoro e anche problematiche per quanto riguarda le città e i comuni dove risiedono, eccetera. E come tema base noi trattiamo il discorso per quanto riguarda l'automobile. Allora noi siamo come ufficio a None, in via Volvera 3, siamo presenti il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 per qualunque tipo di problema. Potete telefonare al 328 07 15 232 oppure mandare delle email a rapportisociali@libero.it. Chi volesse adesso parlare, però non credo che possa fare perché la linea viene poi occupata dal nostro architetto Arturo Calligaro, che è in collegamento e poi dovrò dargli delle informazioni molto importanti. E poi abbiamo un numero anche di codice, quindi potete fare o lo 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi al 340 67 09 659. Visto che Arturo sei in collegamento, ti devo fare una piccola rivendicazione, perché la gente che è venuta da me in questi giorni sono venuti i cittadini residenti e commercianti e mi hanno detto di chiedere come consigliere comunale di Moncalieri cosa decidete riguardo al problema della zona ZTL, che è da rivedere perché ci sono delle manifestazioni di protesta. Siccome tu, mi hanno detto, ti seguono tutti i sabati, perché oltre a essere una persona che sa quello che dice, è proprio uno dei consiglieri più importanti per la città di Moncalieri anche da tanti anni, mi hanno detto di riferirti a queste piccole cose. Per la manifestazione al centro di Moncalieri vorrebbero vedere la più attenzione all'ordine pubblico e soprattutto hanno deciso di scendere in piazza, ti spiegano, per manifestare pacificamente esprimendo il loro dissenso all'attuale situazione disastrosa nella quale versa il centro storico ma anche altre zone della città. A loro si uniscono i commercianti del centro e gli studi professionali e i locali di somministrazione, tutti danneggiati dalla viabilità impossibile e confusa e dall'istituzione della ZTL che non tiene conto della conformità del territorio e delle strade, impedendo di fatto alla gente di raggiungere il centro storico facilmente e causando gravi problemi alle attività e ai fruitori del centro. Ti faccio questo perché tocca a te rispondere, che sei responsabile della città. Purtroppo è una domanda importante, poi entreremo nel tema generale, però questo, caro Arturo, ti ringrazio di aver accettato l'invito, devi rispondere perché sei il responsabile più conosciuto e ti seguono in questo momento. Ciao Arturo, benvenuto, vai. Ciao Luigi, una buona giornata agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Il problema che tu hai menzionato è arrivato all'esasperazione, ha portato all'esasperazione i cittadini e i commercianti del centro storico di Moncalieri, perché questa amministrazione, come da programma elettorale bisogna sottolinearlo, ha messo in campo il progetto di chiusura del centro storico, che di per sé segue una filosofia già adottata da molti comuni, quella della chiusura dei centri storici e la pedonalizzazione, diciamo, della piazza principale. Ma mentre nella maggioranza delle altre città il ragionamento, il progetto è fattibile, proprio come ricordavi tu, per la città di Moncalieri, che ha una viabilità particolare, questo progetto porta a molti disagi. I centri storici generalmente, quelli in pianura, hanno
una rete di strade che possono in qualche modo sopperire alla chiusura di una o due strade. I comuni collinari, anche in alcuni collinari, perché lo vediamo nella provincia di Torino, Rivoli ed Avigliana, che riescono, chiudendo una strada, a garantire lo scorrimento e l'accesso ai servizi del contesto del centro storico tramite altre strade. Moncaglieri ha una peculiarità, ha una sola strada che porta in piazza. Moncaglieri, per chi non la conosce, è una città collinare, quindi in salita. Moncaglieri non ha una serie di parcheggi prossimi al centro storico, per cui la situazione è aggravata da questo fatto che, non avendo parcheggi, non avendo un'accessibilità, gli utenti, i cittadini non sono invogliati ad accedervi. I residenti hanno una specifica difficoltà nel fatto che non riescono ad arrivare alle proprie abitazioni, anche se molti sono dotati di permesso, ma capite che le relazioni sociali fanno sì che anche che uno che abiti in un centro storico possa ricevere visite, possa ricevere parenti, abbia la necessità di portare la spesa fino a casa, e quindi in questo contesto risulta estremamente difficoltoso. Dall'altra parte, una serie di persone che hanno problemi di mobilità si trovano in difficoltà. Moncaglieri ha realizzato un parcheggio multipiano in prossimità del centro storico, ma a un livello molto più basso della piazza principale e dove esistono le attività commerciali. Quindi, pur arrivando a questo parcheggio multipiano, poi dal parcheggio multipiano al salotto della città risulta difficoltoso l'accesso. Detto questo, l'amministrazione ha provveduto con una scelta ideologica a chiudere il centro storico e chiudere la piazza principale senza progettare altre alternative, non investendo soldi, ecco, facendo una scelta ideologica ma senza un implicamento economico da poter in qualche modo sopperire alla difficoltà e alla realtà del centro storico di Moncaglieri. Arturo, ti ho detto questo perché sono venuti commercianti più che altro, ti parlo chiaro, perché la gente non ci può andare, hai capito, perché sono venuti e hanno sentito te, io ripeto, sottolineo, riporto quello che è stato detto, che tu ti dia da fare perché sei la persona giusta per quanto riguarda il dibattito della cittadina lì di Moncaglieri per risolvere questo problema, perché si sta aggravando non solo per i cittadini che devono andare a fare, diciamo, le compere, ma per chi deve vendere. Arturo, i commercianti non ce la fanno più. Tu che vivi lì lo dovresti sapere, è il centro di Moncaglieri, non è, lo stai dicendo da solo, cioè faccio male io riferirti quello che mi vengono dette le cose da questi cittadini oppure no? Tu cosa rispondi? Ti stanno ascoltando, è quello che ti ho detto, quello che tu stai dicendo, loro lo stanno sottolineando e poi te lo verranno a dire in faccia. È questo che ti voglio dire, sono più che altro i commercianti, essendo anche cittadini, no? Sono quelli che avrebbero bisogno di lavorare, ecco perché hanno problemi e ti stanno dicendo se fanno bene o male. È questo che devi dire, vai. Sì, i commercianti ovviamente subiscono le scelte dell'amministrazione su questa chiusura e questa limitazione degli accessi al centro. Ovviamente riducendo gli accessi e la viabilità al centro si riduce il bacino di clientela per questi commercianti. Moncaglieri ha già visto morire diverse attività commerciali, da una settantina che c'erano prima della chiusura ne hanno sono già state chiuse 30 attività, quindi questo dà il segnale e il processo continua, perché non avendo
la possibilità per la clientela di accedere al centro, è ovvio che un commerciante tenta di delocalizzarsi. Noi purtroppo, come tu sai benissimo, siamo in minoranza, quindi in qualche modo abbiamo un altro ruolo che è quello dell'amministrazione. Noi come minoranza abbiamo proposto alcune alternative per ridurre l'impatto, l'effetto della chiusura. Purtroppo l'amministrazione, come ti dicevo prima, non vuole mettere mano al portafoglio, perché basterebbero solo alcune opere, tipo la realizzazione di una scala mobile ed è possibile, dal multipiano alla piazza principale, quindi anche chi ha una carrozzina, chi è un disabile può accedere alla zona commerciale, e dall'altra parte della collina fare un ascensore che arrivi fino alla piazza, come hanno fatto tante altre città. Però capisci che questi interventi costano e la città, l'amministrazione non vuole investire in queste opere perché vuole investire in altre. Sappiamo benissimo la connotazione ideologica delle forze di sinistra, quale sia quella di impedire l'utilizzo dell'automobile, quindi non si deve usare l'automobile. E allora anche realizzare collegamenti tra le aree a parcheggio e il centro storico vuol dire favorire l'accesso con le autovetture. Già proprio in procinto della chiusura è stata fatta quella che dicevi tu, una ZTL, quindi molti parcheggi, la stragrande maggioranza dei parcheggi che prima erano liberi adesso sono diventati a pagamento, quindi un ulteriore danno per chi vuol venire a comprare a Moncalieri, perché oltre a dover subire tutte queste scelte di chiusura si trova a dover pagare i parcheggi. Questo cosa fa? Favorisce i centri commerciali, dove tu arrivi in macchina, sei comodo, gli ascensori e puoi comprare liberamente senza problemi, a scapito di un centro storico che già soffre e langue, perché langue il centro storico di Moncalieri e causa la chiusura di queste attività commerciali. Quindi giustamente i commercianti si lamentano, ma le nostre proposte, formulate anche come quella molto meno costosa di istituire una navetta gratuita tra le aree di parcheggio e il centro storico con dei piccoli pulmini che possano fare la spola, non è stata accolta dall'amministrazione. Per cui l'amministrazione vuole utilizzare la piazza e il centro storico come un palcoscenico, organizzando dei concerti, le serate, le notti jazz, e vuole mantenere come una piazza da spettacolo e non come una zona commerciale. È ovvio che i commercianti protestino. C'è stata giovedì, noi siamo stati presenti alla manifestazione dei commercianti che hanno realizzato, che hanno svolto in piazza, ma anche lì non c'erano tutti i commercianti del centro storico, c'erano una cinquantina di commercianti che giustamente protestavano, ma l'amministrazione comunale non gli ha dato spazio e non li ha neppure uditi sulle richieste che questi commercianti facevano, che poi sono molto simili alle nostre, no? Quindi quella di investire in infrastrutture per poter in qualche modo portare la gente all'interno del centro storico in maniera comoda e funzionale. E vediamo gli sviluppi di questa faccenda, perché non è morta lì. Ovviamente noi in Consiglio Comunale continueremo a sollevare e a insistere affinché l'amministrazione trovi le risorse per realizzare quelle opere, e quindi speriamo in un prossimo futuro di poter dare una risposta anche ai commercianti di Moncalieri. Adesso facciamo una cosa, Arturo, visto che mi sono permesso di disturbarti personalmente, perché i commercianti su quelli che poi avrai visto anche tu che sono venuti da me a fare questa dichiarazione, lasciamo un attimo alla regia un minuto di fare la variazione, perché poi quando riprenderemo entreremo nel dibattito del codice della strada, che è la base del nostro discorso per quanto ci dà Radio Libertà.
Radio Libertà, e parleremo di tutto quello che hai già detto in questi ultimi mesi riguardo i monopattini elettrici, con tutto quello che stanno variando e facendo per quanto riguarda il casco, la targa, la tassazione, e poi parleremo anche delle novità che ci sono sulle patenti, che ha approvato il limite di 75 anni. Così adesso diamo un minuto di regia Luigi, e potete poi andare parliamo avanti di ancora queste 5 cose minuti, che è la se base. volete. Luigi, mi senti? Pronto? Luigi? Sì, Luigi, sì, potete pronto. andare avanti ancora 5 minuti se volete. Ma io avevo detto questo perché prima che gli ho fatto fare una cosa quasi personale, perché sono venuti a reclamare dicendo avete delle persone serie, attente da tanti anni lì e non ci danno una mano, e qui è un problema. Erano i commercianti, quindi non era la tematica per quanto riguarda il codice della strada, anche se quello che diciamo vale anche per quanto riguarda il codice della strada. Quindi allora Arturo, senti, facciamo che andare avanti, poi quando ci daranno l'interruzione la facciamo un minuto, quello che è. Quindi cosa mi dici? Tu parlavi, se ti ricordi, per quanto riguardava le posizioni da prendere per i monopattini elettrici, e cioè che cambiano le regole per i possessori dei monopattini. Tutto quello che c'è da sapere per un corretto utilizzo di questi mezzi sembra aver rivoluzionato la mobilità cittadina, ma con qualche criticità. Mobilità cittadina, vabbè. Allora, dopo il primo sì del Senato, la riforma del codice della strada si appresta a diventare realtà. Quindi poi tu spiegherai se quanto hai detto è stato accettato, è stato capito, e se quello che vogliono realizzare corrisponde a quello che poi pensavamo, e noi stiamo lottando affinché venga assicurato. Quindi tra le disposizioni che verranno introdotte dal nuovo codice, una novità importante riguarda l'arrivo di nuove regole per l'utilizzo di monopattini elettrici, in particolare l'obbligo del casco per tutti i conducenti, no? E poi una regola che riguarda anche l'assicurazione per quanto riguarda il numero di persone su monopattino, la velocità, eccetera. Quindi le regole dovrebbero garantire una maggiore sicurezza sia per i conducenti che per i pedoni, perché anche i pedoni corrono dei pericoli a questo punto, nonché per gli altri utenti della strada. L'enorme crescita della micromobilità, soprattutto nelle grandi città, ecco perché abbiamo parlato, ha svelato una serie di criticità non solo legate alla sicurezza stradale, ma anche all'occupazione incontrollata sul suolo pubblico, che ti spiegherai, agli atti di vandalismo e ad un uso diverso dal quale tale mezzo è stato concepito. La riforma del codice della strada introduce l'utilizzo del casco per tutti i conducenti di monopattini elettrici, modificando l'articolo precedente che ne prevedeva l'utilizzo solo per i minorenni. Quindi vuol dire che quello che tu hai detto, quello che diciamo, quello che qualcuno lo sente, lo ascolta, eccetera. Ma secondo te questi provvedimenti per quanto riguarda il monopattino sono per quanto quello che diciamo, oppure vanno variati, cosa possiamo fare, Arturo? Vai. Sì, sono state raccolte molte considerazioni che anche noi abbiamo fatto e che abbiamo proposto, come quella appunto dell'assicurazione e l'utilizzo del casco sui monopattini, e sono state recepite. Noi avremmo proposto che l'estensione di queste norme anche per le biciclette elettriche, perché mi devono spiegare perché una bicicletta elettrica da 10.000 euro non debba avere l'assicurazione, il bolle possa andare a ben più dei 40 all'ora sulle strade, può utilizzare le piste ciclabili, perché noi vediamo sulle nostre piste ciclabili che la maggior parte di chi transita non transita per lavoro ma per scopo ludico con biciclette
molto costose, e io che ho un motorino devo invece sottostare a bollo, assicurazione, revisione e quant'altro, tutti i cavilli burocratici. Per cui noi avremmo ambito che questa roba fosse estesa anche alle biciclette elettriche, proprio per una questione di equità. O si lasciano liberi i motorini, i cinquantini, qui i classici cinquantini, di girare senza bollo e assicurazione come le biciclette elettriche, perché adesso le biciclette elettriche hanno da codice le stesse prestazioni dei motorini. Ma detto questo, ritornando ai monopattini, che in alcuni comuni si sono dimostrati un flop, vedi Moncalieri, tanto per ricordare la mia città, dove oramai il sistema è stato abbandonato proprio perché i monopattini elettrici non vanno bene in tutte le morfologie. Moncalieri, ad esempio, che è una cittadina in collina, il monopattino elettrico non ha molto senso, perché arrivare fino sopra nelle ville che sono in collina, no. Ma al di là di questa considerazione, è giusto che vi sia una normativa, una norma che affronti queste cose, perché vediamo le nostre città e quello che dicevi tu, che è esattamente la fotografia della realtà, questi monopattini elettrici, vuoi per la maleducazione di chi li utilizza, vuoi proprio perché il mezzo si presta a queste cose, vengono abbandonati da tutte le parti, per cui li trovi sparsi sui marciapiedi che a volte ostacolano anche il transito dei disabili, e quante volte noi ci siamo messi a spostare dei monopattini per far passare magari una signora col passeggino o l'anziano col carrettino, se no addirittura uno con la carrozzina, e quindi la maleducazione fa sì che queste cose debbano essere normate. Abbiamo visto, e lo vediamo abbastanza frequente, l'utilizzo del monopattino con 2 persone sopra, no? Questi monopattini elettrici sono stati casi limite, ma li abbiamo trovati sull'autostrada che viaggiavano a 60 e 70 all'ora. Ci sono dei filmati che riportano questo. Sulla Torino-Bardonecchia ha fatto storia quel monopattino elettrico ai 60-70 all'ora lungo l'autostrada. Per cui tutte queste cose hanno fatto sì che la deregulation e la maleducazione di chi li usa abbiano portato a dover normare l'uso e l'utilizzo di questi mezzi, perché oltretutto la chiamano mobilità sostenibile, considerando però che anche questa sostenibilità è fatta con l'uso di energia elettrica che viene prodotta dalle altre parti, spostano solo il luogo dell'inquinamento e poi possono essere utilizzati da una ristretta cerchia. Venisse scelta come mobilità principale, possono essere utilizzati da una ristretta cerchia di utenti. Io sfido a utilizzare il monopattino per andare a fare la spesa o per portare i bambini a scuola, tutte queste attività quotidiane, che questo utilizzo di questo mezzo di mobilità, come la chiamano dolce, non risponde alle esigenze. Io penso che diamo un minuto di pubblicità, sì, solo perché abbiamo già rubato parecchio spazio e la radio è la nostra casa. Vai, studio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A voi la linea. Ok, grazie. La nostra Radio Libertà. Adesso Arturo, entriamo. no, fammi dire, Luigi, fammi Sì, dire sì, ancora no. una cosa Sì, sui monopattini.
No, perché è un'altra riflessione che volevo fare che interessa a noi come automobilisti, che è questa. Allora, noi adesso applichiamo una normativa, il Parlamento varerà una norma per... Il problema sarà chi controlla, non avendo forze dell'ordine, forze di polizia che oramai presidiano il territorio, saranno ben pochi i casi che verranno sanzionati, perché o mettiamo delle telecamere che riescano a leggere anche le targhe dei monopattini come quelle dei ciclomotori, perché altrimenti non ci sarà il controllo, cioè facciamo la norma, ma chi controllerà il bollo e l'assicurazione e l'uso del casco? Io non vedo più, e tutti i comuni adottano la stessa prassi, che è quella di elevare contravvenzioni al codice della strada solo con sistemi meccanizzati. Allora ti metto il semaforo col rosso, per altri reati e per altre infrazioni. No, oramai penso che siano inesistenti, se non in rari casi, per cui mentre a me con l'autovettura, se non ho l'assicurazione o non ho la revisione, una qualsiasi telecamera mi fa arrivare la sanzione a casa, perché questo viene messo in tutti i centri storici con la scusa della sicurezza, perché dietro la scusa della sicurezza si celano grossi interessi per le amministrazioni, per cui mi elevano la sanzione se mi dimentico il bollo, mi elevano una sanzione se mi dimentico l'assicurazione o la revisione, mentre per questi mezzi addirittura sfrecciano sui marciapiedi, no? Quindi li abbiamo visti dove non ci sono le piste ciclabili, li vediamo anche sui marciapiedi tranquillamente. Allora, noi facciamo le norme giustissime per la sicurezza, poi le facciamo applicare, le applichiamo solo dove fa cassa, dove si può fare cassa, altrimenti non si applicano, perché oramai vigili, gli organici sono a detta loro, sottodimensionati. Gli agenti della polizia purtroppo devono dedicarsi ai nostri quartieri oramai diventati invivibili, alle nostre stazioni, quindi non hanno tempo a fare il controllo della viabilità, per cui la riflessione che dobbiamo fare è che facciamo queste norme, però saranno i soliti a rispettarle, i furbi continueranno a fare quello che e gli incivili continueranno a usare questa prassi, e l'abbiamo visto per le biciclette. A Torino noi abbiamo l'esperienza dello sharing della bicicletta, che anche quello è sparito proprio per l'inciviltà e lo scarso controllo che si fa del territorio. Quindi si fanno le norme, le regole, ma non c'è mai nessuno poi che le faccia rispettare. Non so cosa ne pensi, Luigi, ma per me è un tema molto importante, perché finisce che poi si usano per fare cassa. Io ti avevo fatto una domanda apposta per vedere se quello che avevi proposto e continuavamo a proporre in questi mesi grazie a questa radio, chi ha ascoltato ha risposto o meno, le risposte sono valide. Ok, noi facciamo altro che riferire quanto viene detto. Adesso, caro Arturo, tra qualche giorno, perché il nostro compito della radio qual è? È quello di dire ai cittadini quello che vi aspetta fra qualche giorno, perché dal 15 novembre, caro Arturo, e poi tu dovrai spiegare quello che io leggo 2 minuti, scatta il nuovo obbligo per quanto riguarda i codici della strada, quindi ci sono delle problematiche. Io le leggo un attimo e poi tu, per piacere, dai la tua spiegazione chiara e comprensiva. Quindi dal 15 novembre, cioè tra qualche giorno, ecco perché io continuerò a farmi criticare, ma ringrazio questa radio perché ci consente di parlare ai cittadini una settimana o qualche giorno prima di quello che poi gli aspetta. Gli automobilisti, caro Arturo, sono nel panico per via di una richiesta da parte delle autorità, ecco cosa portare sempre con sé per evitare multe salate. Io leggo, poi tu spieghi, perché sei tecnico. Allora, quando si utilizza la macchina per tutti gli spostamenti, si deve tenere presente che è necessario rispettare una lunga serie di obblighi, tutti contenuti all'interno del codice della strada, che è la base della nostra trasmissione.
che può essere soggetto a mutamenti legislativi quando il governo lo ritenga necessario. Dipende da chi c'è al governo, come pensano, come ragionano e chi decide. Ultimamente sta facendo molto parlare la revisione di alcune regole proposte dal ministro Salvini, che andrebbero a irrigidire di parecchio alcuni tipi di restrizioni rispetto all'alcol e anche ai controlli da parte delle autorità, oltre a peggiori conseguenze dal punto di vista di pene pecuniarie e detentive. C'è molto rumore, infatti, riguardo alle regole della strada. Il dibattito che vede la sicurezza stradale al centro è dovuto alla quantità di vittime della strada, un bilancio che sembra aumentare ogni anno. Non tutti sanno però che sono alcune disposizioni ferree rispetto alle guide di un determinato periodo dell'anno. Chi trasgredisce deve essere pronto al pagamento di sanzioni ingenti. Quindi guidare solo il proprio veicolo, cosa accade se si guida quello degli altri, caro Arturo? Quando si è a bordo di un veicolo è necessario avere sempre con sé la carta di circolazione, che presenta una serie di dettagli riguardanti il veicolo, tra cui anche a chi è intestato quest'ultimo. Allo stesso modo è necessario avere con sé le carte dell'assicurazione e quelle delle revisioni obbligatorie. Eppure tutto questo può essere verificato dalle autorità anche in modo digitale. Noi diamo informazioni, chiaro, Ciò che invece diventa obbligatorio a partire dal 15 di novembre è la presenza di gomme invernali oppure catene presenti a bordo. In questo modo la sicurezza stradale può essere garantita anche nel caso di strade ghiacciate o innevate, visto il periodo che stiamo vivendo, positivo o negativo. Poi c'è chi guida la macchina non propria. Ci sono dei limiti di legge, perché dice a disciplinare questa particolarità è anche il codice della strada, che impone ogni anno l'obbligatorietà di avere con sé catene o gomme invernali a partire dal 15 novembre fino al 15 di aprile dell'anno successivo. Sono questi i periodi stabiliti dalla legge in cui si è a rischio per quanto riguarda la percorribilità delle strade per via di eventuali eventi atmosferici legati alla temperatura. Nel caso in cui si trasgredisca questa regola, si rischia il pagamento di una multa che può arrivare a 400 euro e in alcuni casi è possibile essere soggetti al fermo del veicolo. Io credo che le nostre notizie con Arturo sia giusto darle e sia giusto ringraziare la radio che ci consente di darle. Poi le discussioni, i pensieri, sono cose che ci fanno, ognuno decide quello che fa. Comunque Arturo, dal 15 novembre c'è questa novità. Il tuo parere e la tua spiegazione. Vai, grazie. Sì, il mio parere è che siamo in Italia. Un eccessivo moltiplicarsi di norme, di regole, poi come si diceva prima non c'è la possibilità di effettuare i controlli. Il problema più grave è quello dell'utilizzo di sostanze stupefacenti o di uso di bevande alcoliche prima della guida, no? Quindi mettersi a guidare un'autovettura sotto l'effetto di queste sostanze, ed è una cosa gravissima. Però anche qui bisogna purtroppo rimarcare che i controlli, la fase di controllo che manca, perché si verificano queste fattispecie solamente dopo che si sono verificati degli incidenti. Quindi allora quando c'è quello che ammazza qualcuno, il ciclista, e che poi verificano che era sotto l'effetto delle droghe, viene fatto sempre a posteriori, quindi non c'è la prevenzione, c'è solo la punizione successiva, no? E allora va bene anche punire dopo che c'è stato un fatto
delittuoso, però sarebbe opportuno intervenire prima che questo fatto si verifichi. Però lo sappiamo tutti che le verifiche sulla strada è lo stesso ragionamento che si faceva prima, non vengono fatte vuoi perché gli organici dei vari corpi di polizia non sono sufficienti, vuoi perché sono destinati al controllo di situazioni di sicurezza, le nostre stazioni, i nostri quartieri che sono abbandonati. E allora sì, è giusto fare una norma, però si trasformano poi nelle grida manzoniane, perché poi i casi di controllo sono molto rari e soprattutto avvengono dopo che si sono verificati gli incidenti e i fatti luttuosi. Allora sì che si verificano queste cose. Per cui l'incrementare la burocrazia con avere in auto tutti quei documenti che tu elencavi, quando oramai con l'elettronica e l'informatica è possibile averli tutti in formato elettronico, quindi come mai i comuni per fare cassa con una telecamera mi leggono la targa e sanno tutto, se c'ho il libretto di circolazione, se c'ho la revisione, se c'ho l'assicurazione e quant'altro, io devo tenere una copia di tutti questi documenti in macchina. Mi sembra un po' un ragionamento stucchevole e incredibile, no? Il pretendere dal cittadino, dal suddito, perché in questo caso l'automobilista è un suddito, di avere tutti questi documenti, pena quasi l'ergastolo, no? Se tu non hai l'assicurazione in macchina, anche se tu l'hai pagata o hai la revisione scaduta da pochi giorni, no? Mentre dall'altra parte lo Stato si prende 90 giorni per notificarti qualcosa e come nel caso del Comune di Torino anche molto di più, no? Perché la loro responsabilità cessa quando danno la notifica alle poste. Mentre per i mezzi invernali, chiamiamoli così, ruote da neve, catene, è una legge nazionale che vale dalla Sicilia, dove non mi pare che sia una zona che abbia gelo sulle strade e neve, al Piemonte o al Trentino e in zone che hanno la neve. E anche in questo caso sì, è giusto prendere dei provvedimenti e cercare di sforzare, invogliare la gente, però vedi, le ditte hanno un escamotage, fanno le famose 4 stagioni, che poi tecnicamente sono gomme, tu come esperto dell'Automobile Club me lo dici, non vanno bene neanche né d'estate né d'inverno, no? Quindi non è per la sicurezza che viene proposta questa norma, no? E soprattutto un incentivo a chi produce pneumatici, chi li smercia e chi li commercia, perché una volta per il ghiaccio e per la neve e che davano la sicurezza completa c'erano le gomme chiodate, no? Quindi tu in qualsiasi condizione invernale eri sicuro con le gomme chiodate. Poi queste rovinavano l'asfalto e sono state abolite e tolte dal commercio senza trovare altre soluzioni tecnologiche che riescano a sopperire alla presenza del ghiaccio sulle strade, perché il pericolo è la neve e il ghiaccio, perché la pioggia è un fatto che c'è d'estate e d'inverno, quindi per cui è giusto mettere queste sanzioni e queste indicazioni, però dovremmo anche vedere le zone, no? Perché come ti dicevo prima, chi abita nel comune litoraneo della Sicilia, dove la temperatura minima anche d'inverno non scende mai sotto i 5 gradi, mi sembra una cosa incredibile costringerlo a montare le gomme invernali. Per cui anche in questo contesto una scelta territoriale, io avrei lasciato alle regioni deliberare in questo senso, e anche il codice della strada dovrebbe prevedere che in base alle condizioni del proprio territorio, la situazione delle strade,
ogni regione potesse in qualche modo, non dico fare un codice stradale, ma almeno una norma di applicazione delle norme del codice, un'interpretazione, diciamo così, su ogni realtà territoriale, e quindi in qualche modo agevolare i cittadini. Ma io penso che queste norme siano fatte per tutelare i funzionari e la burocrazia, no? C'è la norma, tu non la rispetti. È vero, è per funzionare, ma noi, Arturo, agli automobilisti, a chi va in macchina, diciamo cosa deve avere per essere in regola, quali sono le regole per poter viaggiare. Poi il perché, il per come, se sì, se no è un'altra cosa. Quindi di avere il libretto, di avere la patente, di avere l'assicurazione, di avere le gomme, di avere il freno, cioè, le cose come devono essere. Il nostro compito è quello e noi lo facciamo. Poi le critiche, le migliorie, le variazioni si discutono, però dobbiamo discutere con chi, Arturo? Con gente capace, comprensiva e conoscenza del problema che viene trattato. Poi un'altra cosa veloce, perché sta già volando il tempo. Lunedì, caro Arturo, e qui anche una tua battuta, c'è una novità, perché da lunedì viene approvato per la patente il limite dei 75 anni, perché cambia la solfa, ovvero sia sarà tecnicamente impossibile e per un mero fattore di calcolo, limiti che non potranno essere superati per una evidente ragione matematica. Ma andiamo con ordine per capire meglio. Da lunedì, quindi più veloce di così, Arturo, non so cosa fare, alla mia età poi è coglionito come sono. Come tutti sanno, esiste di fondo una libertà a condizione per poter guidare, vale a dire che chiunque abbia compiuto la maggiore età può conseguire l'esame per la patente e superandolo può guidare a vita. Occhio, È chiaro che non si tratta di un titolo vitalizio, ma di una licenza che va rinnovata a distanze di tempo regolari e a una condizione rigorosa. Bisogna mantenere delle adeguate condizioni psicofisiche congrue alla guida. Ecco il limite dei 75 anni, non lo potrai superare mai. Fino a 50 anni di età i cittadini, da lunedì, Arturo, spiega bene, i cittadini sono tenuti al rinnovo della patente ogni 10 anni pagando le quote fisse, superando i controlli medici ovviamente. Dopo la soglia scende a 5 anni, poi a 3, 2 e 1. Ma attenzione, sebbene tecnicamente e legalmente si possa guidare anche da ultra ottantenni, ultra novantenni e perfino da centenari, la realtà dei fatti è meno liscia di come possa sembrare. Più si va avanti con gli anni e più bisogna superare dei controlli approfonditi, dal momento che il procedere con l'età porta inevitabilmente qualche acciacco di troppo e una potenziale perdita di lucidità o di condizioni psicofisiche pari a quelle della giovinezza. Che ne dici? Partono da lunedì. Come la vedi la cosa, Arturo? No, vorrei che queste norme venissero applicate all'INPS e alle commissioni che valutano le pensioni di invalidità. Perché se lo Stato mi impedisce perché, che ne so, il colesterolo alto di avere la patente, mi dai un'indennità, mi paghi l'invalidità, mi consideri tu un invalido, non dandomi la possibilità di avere la patente, allora mi paghi perché io non potendo più guidare perché ho il colesterolo alto, devo prendere il taxi, il pullman e mi dai un'indennità. Il problema, vedi, nel nostro Stato che è sempre solo il suddito che deve osservare delle norme. Allora io se adesso
per assurdo vado a comprare 2 etti di prosciutto, mi chiedono il certificato del colesterolo, di non avere il colesterolo alto, perché non me lo possono vendere, perché sennò con il mio certificato medico non posso. Siamo arrivati per me all'assurdo dell'eccessiva legiferazione, ma è una mentalità un po' italiana, quella di normare tutto e di limitare la tua libertà in tutto. Allora buttiamo via la Costituzione, perché se io sono in grado di fare una cosa e non provoco danni, tu non me la puoi impedire, no? Se io e le capacità me le accerti con una visita, no? Me le accerti con una visita, quindi non mi puoi limitare. Fammela ogni anno, ma non farmi pagare 100 euro ogni anno per avere, perché oltretutto questi 100 euro non me li fai neanche caricare dalle tasse, no? Quindi lo Stato ci lucra e ci guadagna anche sulle disgrazie dei cittadini, anche su chi è pensionato, chi ha bisogno ancora di guidare, chi ha una serie di cose. La gente non utilizza l'automobile per diletto, ma perché ne ha le necessità, perché lo Stato non mi fornisce alternative, non mi fornisce un'alternativa, una mobilità sostenibile. Tu pensa che abita in comuni periferici, in comuni nelle montagne dove non ci sono mezzi pubblici, allora, visto che i clandestini non si possono tenere 15 giorni su una nave, tanto per fare polemica, un pensionato che gli toglie la patente, che abita in un borgo di montagna, anche quello dovrebbe denunciare il ministro degli interni per sequestro di persona, perché non mi passa il pullman o quant'altro. Siamo all'assurdo. Quando si vuole imporre ai cittadini delle norme sempre per garantire la sicurezza, garantire la salute dei cittadini, alla fine si elimina la libertà. E io alle limitazioni alla libertà sono un po' allergico a tutto quello che possa alimentare la libertà dell'individuo. La libertà di mobilità e di usare l'automobile è ancora una delle libertà fondamentali che ci è rimasta, no? Ne hanno tolte diverse, l'abbiamo visto ai tempi del Covid, dove non potevi neanche uscire di casa. Quindi mi fanno paura queste cose, perché appunto uno Stato decide per un motivo suo, ma soprattutto per motivi ideologici, di eliminare l'utilizzo delle autovetture, se non quelle elettriche, e allora cosa fa? Cerca di colpire quelli che non si compreranno mai la macchina elettrica, che sono gli anziani, no? Chi è che farà un investimento di una macchina elettrica quando tutti gli anziani generalmente utilizzano autovetture che hanno comprato quando magari erano un po' più giovani, quindi hanno autovetture un po' datate, quindi io cerco di colpirli o con l'autovettura elettrica o mettendogli dei limiti alla patente. Con il solito ragionamento che poi, quello di prima, chi controlla tutte le patenti, i cittadini, quando non ci sono i controlli capillari sul territorio. Fortunatamente non c'è ancora un sistema di rilevamento automatico che mi legge la faccia e vede e mi riconosce mentre sono alla guida. Per verificare la patente devi fermarmi, devi controllarmela fisicamente. Allora, al solito, chi è abituato a rispettare le regole le rispetterà e quindi subirà i limiti di questa cosa. Chi invece è avvezzo a non osservarla, come tante persone, queste norme, anzi non gliene frega niente neanche di avere la patente, lo vediamo, no? Quanta gente gira senza patente e ce ne accorgiamo solo quando provoca incidenti. Quindi in Italia bisognerebbe anche cambiare la testa e la filosofia di queste cose, perché chi paga le conseguenze sono sempre solo i cittadini onesti e le persone più deboli, perché queste norme, a mio giudizio, vanno a colpire le persone più deboli, perché gli incrementi la burocrazia, gli incrementi l'ansia ogni anno di andare a rinnovare la patente, perché per una persona anziana c'è anche quel patema d'animo di sottoporsi a una visita, a un esame, un test o quant'altro, perché vuole rispettare le norme, alla faccia di quelli che invece fanno di tutto per non rispettarle. No Luigi, tu poi hai l'esperienza diretta. Arturo, l'ultima notizia veloce e poi ti saluto, vi saluti perché siamo in chiusura, ma da oggi c'è anche via la patente digitale. Se vengono da te
da noi lì possiamo fargliela fare sul proprio smartphone o ci sono dei problemi? Che ne dici? Perché da oggi Sì, c'è anche quello. basta che uno sia in possesso dello SPID, perché bisogna scaricare l'app su uno smartphone, bisogna avere uno smartphone, no? Sì. Quindi non un telefono normale, bisogna avere uno smartphone e bisogna avere lo SPID, se no altrimenti anche lì è una limitazione di libertà, perché tu sei obbligato ad avere questi due strumenti tecnologici, altrimenti non puoi accedere a queste cose qui. Te l'ho detto perché sono venute due, verranno poi fra una settimana da te per farsela fare in poche parole. Allora giustamente gli dico di portare lo SPID, ma facciamo anche quello se serve, no? Certo, siamo in grado di fare tutto. Quindi tu puoi dire che possono venire tranquillamente qualunque problema nei limiti del possibile, noi lo facciamo. Scusami, per i miracoli ci stiamo attrezzando. È interessante anche questo, perché si parlava della patente, si parlava dei rinnovi di quanto riguarda i codici della strada, quindi argomento unico. Quindi Arturo, io ti ringrazio, mi spiace di averti fatto perdere tempo, ormai fai parte della famiglia, sei il punto principale. Io come politica spero che chi ti ha ascoltato non venga a reclamare da me, perché questi giorni non ci sei, se lo prendono con me, oppure di poter risolvere il problema come consigliere comunale. Arturo, così ci saluti e poi ci sentiamo, vai. Senz'altro, sono a disposizione di chi ha bisogno, e con questo auguro una buona giornata agli ascoltatori, un abbraccio a te Luigi e un ringraziamento alla regia. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato Filo di